Itsy bitsy spider went up the spout again. Chi è che spaventa i gatti? Il gatto. Bimba, ci sei ancora? Sì? Ti piace questo gattino? È per questo che sei venuta qui? Non dire no perché, Ha detto no un uomo. perché c'era già prima le gatte. Perché c'era già Certo, sì, sta volentieri perché ci sono gli animali sotto. Ah, ti lasciamo per terra i pupazzi. Sì, ha detto sì, detto però sì? non credo lo bambino. Sei la mamma? Sei la mamma di Luisa? Siamo per terra. Luisa, se vuoi lo puoi muovere. Puoi giocarci, li puoi spostare. Andiamo giù. Luisa, vieni giù. A te che ti tiro le tende. No, perdone. Adesso mi sento meglio. Io qua stavo mettendo malissimo il piede comunque. Dico solo questo. Qua è molto probabile che uno abbia messo male il piede sopra, rotolandosi, si è rotto l'osso del collo qua e la gamba là. Dario? Dario, ci senti? Chi c'è qui con noi? Sono Chi sei? M. Cosa vuol dire M? Vuoi parlare con noi? Tony. Tony chi? Peter. Stanno dicendo che... Via. Noi. Siete voi che non volete Manuela e Lucio? Tipo figlio. Qui. C'è vostro figlio qui? Rick. Forse Ricca, figlio di Peter? Si chiama Rick? Tuo figlio? Spesso. Spesso lo chiama Rick, magari si chiama Riccardo. Si chiama Riccardo?
Forse. Ah. Ah. È una donna che ha detto ah. Ai. Siete di passaggio? Sì, una bambina. Ti chiami Luisa? Ai. Ti hanno uccisa? Uno. Chi? Ti hanno uccisa? Blu. Non mi è sembrato di sentire sto blu all'agosto sopra in camera. Sei ancora qui? No. Ed è sempre la bambina. Ma avete avuto un incidente, bimba? Forse ha detto Mario, ma non sono sicuro. Ti ha uccisa? Oh. Ti ha uccisa Mario? Forse Mario era suo papà e suo papà ha avuto un incidente. Giusto, sì. Sì, sempre bambino. O bambino. L'ha uccisa qualcuno? Hanno avuto un incidente statale. È vero? Sì o no? Alt. Altro. Si sega a fermare una volta per Macchina. tutti. Uno stop, un semaforo forse. Probabile. Un incrocio. Magari blu era l'altro mezzo con cui hanno impattato, che hanno fatto l'incidente. Una luce della polizia. Probabile. Cos'è blu? I brividi. Eh sì, voce di donna. E lei forse è la madre di lei, della bambina? E quindi è stato Mario, la moglie, madre di Luisa e Luisa. No. Chi è la donna? And. Pro. Mi sta venendo in mente una roba. Che magari la bambina... Cucù. Chi sei? È sempre lei. Sempre lei? Che magari la bambina, quando è successo l'impatto, sia stata sfigurata. Ma si mostra a tutti come una bambina pacifica, normale, in realtà un po' sfigurata. Forse per questo stavi male. Vola. Luisa ha i capelli scuri lunghi. Nell'incidente ti sei fatta male il viso? Ciao. Questo è un uomo però. Chi sei, uomo? Identificati, per favore. Non so se avete stronza. Perché c'è anche gentilezza che sei. Forse perché ha capito che so chi è. La. Chi sei? Via. Sei quello che mi ha detto di andare via appena arrivati?
Mi puoi rispondere per favore? Qui. Ehi. Chi sei? Forse ha detto volo. Anche prima mi ha detto... Sì, ma non mi risponde perché sono donna. Chi è che disturba Lucio? Ah. Volete stare voi in questa casa? No. Chi è che spaventa il gatto? Fine. Andate via? Sant. Secondo me loro vogliono Ciao. che andiamo via. Secondo me loro vogliono che noi andiamo via. Quindi fine delle domande. Devo andarmene via io? La. Sono risposte... Giù. C'è qualcosa giù? Dobbiamo scendere? Ah. Sembrava una donna. Due. C'è un Fabrizio qua. Una persona di nome Fabrizio c'è? Un'entità? Max. 6. Qualcuno è caduto durante i lavori di queste case quando sono state costruite? Giù. È caduto giù dalle scale? Ha fatto un volo? È sotterrato giù in cantina? Beh, giù in cantina non penso. Di là. Di là dove? Sotto. Oh. Mi si è spenta la videocamera. Come vuoi? Si è spenta la video? Sì, da sola. Ho sentito crack. E non va più. Non c'è nulla lì. Qualcuno mi ha spento la videocamera. Ciao ragazzi, sono Sabina e mi introduco alla fine di questo video per raccontarvi cosa è successo poi una volta terminata la prima parte di questa indagine. Io mi trovavo seduta sul divano, avevamo sistemato la nostra attrezzatura negli zaini e ad un certo punto, girandomi verso destra, mi sono accorta che sul vetro della stufa vedevo l'immagine di una donna riflessa. La donna che ho visto era giovane, molto bella, con capelli lunghi e scuri, e l'ho vista così nitidamente che in quel momento ho addirittura pensato si trattasse di un'immagine dentro la stufa. Quella sera non dissi nulla a nessuno, il comportamento assunto dopo averla vista non è stato coerente con ciò che avrei fatto normalmente, non vi so spiegare il perché. Era come se io dovessi mantenere il silenzio, ma la mia parte razionale, fortunatamente, mi spinse a scattare delle foto. Scattai delle foto a caso nella stanza, quasi a non voler attirare l'attenzione di quella presunta presenza, nonostante io fossi ancora portata a pensare si trattasse di un abbaglio.
Adesso vi facciamo vedere le foto che ho scattato quella notte. Guardando l'ora erano esattamente le 3:03. Dalle foto emerge una particolarità interessante, in quanto la donna che io ho visto sono certa fosse giovane, sui 25 anni circa, insomma meno di 30 anni, mentre dalla foto emerge una figura di donna più anziana. Guardate le foto e poi ascoltate. Allora, la persona la conosco, è morta nel 2017, e la signora quella è lei, ma dopo vi mando la foto anche. Un attimo solo che devo uscire, mi è venuto male a me, ma l'ho riconosciuta subito.